buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Estate nera a Catania, strade invase da giorni dalla cenere vulcanica, comune a rilento su spazzamento e raccolta. Le opposizioni attaccano il sindaco, ma anche il piano dei rifiuti. A Stromboli invece si allentano le misure restrittive. Allerta caldo e incendi, previsti picchi di oltre 40 gradi, i piromani già in azione nella zona di Piana degli Albanesi. Crisi idrica senza fine in Sicilia, un guasto alla diga Ancipa blocca l'acqua in molti comuni del centro della Sicilia. Il presidente della regione Schifani annuncia nuove opere pubbliche, ma nell'isola è stato completato solo il 17% delle infrastrutture irrigue. Vittoria e lutto per l'ultimo saluto a Mariem e Samà, madre e figlia, morte nell'incendio di casa appiccato dal figlio. Le due salme partiranno oggi per la Tunisia per i funerali. Testano la pistola con il silenziatore sparando in strada. 4 arresti a Catania, la polizia sequestra armi e bossole, la svolta delle indagini grazie a un video e alla segnalazione di un residente. Da polmone verde di Catania a zona diventata quasi un deserto, fallito il progetto di riforestazione del boschetto della Playa, costato al comune centinaia di migliaia di euro. Max Pezzali accende la macchina del tempo allo stadio di Messina, oltre 30.000 spettatori ieri al concerto per cantare e ballare sulle note dei brani dell'ex 883. Nel calcio il Palermo americano, la società presenta le nuove maglie a New York, la squadra invece prosegue il ritiro a Livigno. A Catania in arrivo 3 nuovi rinforzi, D'Andrea, Berna e Di Tacchio. Ancora buongiorno, è un'estate nera quella di Catania, ci vorranno diverse settimane per rientrare dall'emergenza cenere lavica e le opposizioni incalzano la giunta Trantino. L'attacco della consigliera Giannina Ciancio: non ci sono i piani rifiuti aggiornati. Il servizio di Tonino De Mana. Prima l'emergenza rifiuti, ora la sabbia vulcanica e per Catania è un'estate nera, nera come la cenere che ricopre ogni cosa, strade, piazze, marciapiedi e monumenti. Ci vorranno diverse settimane per tornare alla normalità, con la speranza che madre natura, in questo caso l'Etna, non sbuffi ancora. Se è vero che le isole ecologiche di Picanello e Trappeto Nord lavorano a pieno regime, è altrettanto vero che la città è ancora sommersa di cenere. Queste le condizioni del lungomare e della pista ciclabile, che in alcuni punti presenta pericolose dune. Grip test. Allora, abbiamo fatto proprio un grip test, ma è veramente scivoloso. Ma un pochettino sì, mi sono scivolato io la prima notte perché lavorando a Catania. La pista però secondo me dovrebbe essere pulita come le strade. Ho fatto piano piano e ho preso la tela di botto e sto andando a per terra. Si scivola se non stai attento, sì. Lei ha un passo diverso rispetto al solito, perché? E a causa della cenere devo stare più attento, quindi cammino un po' più moderatamente. L'opposizione incalza la giunta Trantino, a farsi portavoce è Giannina Ciancio. Non abbiamo un piano cittadino aggiornato che ci aiuti a gestire la mole di cenere che arriva in città. L'informazione è stata carente, è avvenuta soltanto tramite social, perché in Consiglio Comunale, se non fosse per qualche sollecitazione da parte dell'opposizione, non avremmo saputo nulla né sull'emergenza rifiuti né sull'emergenza cenere. Supereco e Gema lavorano a ritmo ininterrotto per cercare di recuperare il terreno perduto, ma le difficoltà continuano ad essere sotto gli occhi di tutti e non mancano le polemiche, visto che molti hanno segnalato l'approssimativa pulizia dell'area sportiva di Piazza Nettuno. Certo che è pericoloso, ma non solo per noi che giochiamo qua a basket, ma per la città intera, per chiunque si mette in movimento, ecco. Basta guardarsi attorno per avere amare conferme. Da un vulcano all'altro, dall'Etna allo Stromboli, i primi effetti del sopralluogo del ministro Musumeci e del capo della protezione civile nell'isola delle Eolie, dove si allentano alcune misure di sicurezza per salvare la stagione turistica. Il servizio è di Emanuela Corsi. Si allentano le misure nell'isola di Stromboli per turisti e visitatori a fronte della stabilizzazione dell'attività eruttiva, nonostante permanga l'allerta rossa. Il sindaco Gullo ha emanato un'ordinanza che permette la scalata fino all'osservatorio a 100 metri di altitudine per osservare più da vicino l'attività eruttiva in atto e di raggiungere Punta del Corvo a 90 metri senza però allontanarsi dai sentieri di salita del cratere. Si è inoltre in attesa di un'altra ordinanza che contingenti lo sbarco delle mini crociere il cui accesso
l'accesso all'isola era stato interrotto con un provvedimento del 4 luglio a causa dell'attività esplosiva del vulcano. Il provvedimento segue la riunione alla presenza del ministro Musumeci e del capo della Protezione Civile Curcio. Soddisfazione da parte del presidente di Federalberghi Isole Eolie. Da Stromboli finalmente abbiamo notizie positive, siamo ottimisti, abbiamo chiesto che la comunicazione venga effettuata sempre in maniera regolare sull'isola perché si tratta di un vulcano attivo che va vissuto con consapevolezza, quindi con il privilegio di poterlo visitare ma anche con l'attenzione che è necessario avere su quello che è un vulcano attivo. Del Bono, nel corso dell'incontro, aveva chiesto l'attivazione di strumenti a supporto dell'economia locale qualora non si fosse stati nelle condizioni di allentare le misure di allerta. Quella che stiamo vivendo in questi giorni è la più intensa ondata di calore del 2024, previsti nei prossimi giorni picchi anche di oltre 40 gradi, bollino arancione per il rischio incendi che ha già colpito la zona di Piana degli Albanesi. Eva Spampinato. È l'ondata di calore più lunga del 2024 e in Sicilia non mollerà la presa almeno per i prossimi 10 giorni. Sulla nostra isola sono attesi i picchi più alti delle temperature, con punte di 42-43 gradi nell'entroterra. Proprio per questo la Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta arancione in tutta la Sicilia per il rischio di incendi e ondate di calore, con elevata intensità del fuoco e propagazione veloce delle fiamme. Fiamme che ieri hanno divorato il territorio di Piana degli Albanesi a Palermo, dove un operaio della forestale è rimasto ferito. Sono stati 3 i diversi punti di fuoco nel sottobosco dell'Oasi Lago e del centro tecnico canoa e canottaggio. Ferma la condanna del sindaco Rosario Petta. Fermatevi, ignobili personaggi, perché le vostre azioni non solo distruggono l'habitat naturale, non solo distruggono il nostro bellissimo paesaggio, ma c'è anche il rischio di mettere a repentaglio la vita delle persone e questo è assolutamente da condannare. Per l'estensione dell'incendio sono state evacuate diverse zone intorno al lago dove erano presenti anche tante persone. L'area è tornata fruibile dopo la messa in sicurezza. L'AFA sarà in progressivo aumento con tassi di umidità spesso elevati soprattutto nelle zone costiere. La bolla africana disturberà anche il sonno notturno. Certamente in quest'estate mancherà anche l'acqua in molti comuni e come se non bastasse si guasta anche l'acquedotto dell'Ancipa e molti paesi delle città del centro Sicilia oggi sono completamente a secco. L'intervento sulla condotta è una delle opere previste per fronteggiare la siccità severa appunto che sta colpendo la Sicilia, opere completate però solo per il 17% e avviate per la metà. Il servizio di Maglio Viola. Centro Sicilia oggi senza acqua completamente. Non è effetto diretto della crisi idrica, ma la siccità c'entra sempre. L'erogazione è stata sospesa da Sicilacque per procedere alla riparazione di un tratto della condotta dell'Ancipa che porta l'acqua dall'omonima diga a buona parte dei paesi della Sicilia centrale. L'interruzione, dice il direttore della Protezione Civile regionale Salvo Cocina, serve sia a riparare una perdita che viene costantemente monitorato e che appare in aumento, sia per eliminare altre dispersioni minori di acqua su cui si è deciso di intervenire preventivamente. Nelle successive 48 ore Sicilacque aumenterà la distribuzione per recuperare le situazioni più critiche. È soltanto una delle situazioni limite che si vivono in Sicilia in questi giorni e in queste settimane. Il presidente della regione Renato Schifani ieri ha chiesto la collaborazione di tutti per affrontare una crisi senza precedenti. Solo poco più del 17% delle opere di emergenza è stato completato, quasi il 31% delle opere invece è ancora in corso, un altro 27% in fase di assegnazione dei lavori. Questo ha permesso però, a meno di un mese dall'approvazione del piano straordinario da parte del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, il recupero in termini di litri al secondo già del 50% dell'apporto aggiuntivo previsto dal piano. Un ulteriore 20% si aggiungerà con le opere completate entro la fine del mese di luglio. Con l'approvazione dei fondi CIPES di ieri sera, inoltre la Sicilia può disporre di altre 90 milioni per la riattivazione dei dissalatori fissi di Gela, Trapani e Porto Empedocle. E Schifani lancia un appello: chiedo a tutti il massimo della mobilitazione e un proficuo spirito di squadra. È una scommessa che dobbiamo vincere a livello nazionale, dice il presidente della regione. A Vittoria ultimo saluto a Mariam Sassi e Sama Zawali, madre e figlia, vittime entrambe dell'incendio della loro abitazione applicata dal fratello Waidi nella notte del 13 giugno scorso. Le due salme partiranno oggi stesso per la Tunisia, dove si svolgeranno i funerali. Il servizio di Veronica Barbarino.
Un breve ultimo saluto con una preghiera collettiva recitata dalla comunità islamica alla presenza dei concittadini presso il cimitero di Vittoria a Mariem Sassi e a Samah Zawali, madre e figlia di 55 e 34 anni, vittime entrambe dell'incendio appiccato dal fratello Waidi nella notte del 13 giugno scorso. Uomini e donne separati e lontani come la religione vuole, presenti anche la figlia e sorella scampata al folle gesto, la preside e alcuni compagni di classe di Samah. E lutto cittadino a Vittoria. Oggi le 2 salme partiranno per la Tunisia a cura del consolato tunisino in Italia, dove a Gafsa, città d'origine della famiglia, si svolgeranno i funerali. Intanto migliorano le condizioni dei 2 familiari rimasti feriti, il padre Kamel, 57 anni, e la sorella minore Omaima. Non sarà facile per la famiglia Zawali tornare alla normalità, le conseguenze delle ustioni sono devastanti e la degenza e il percorso di cura sarà lungo e costellato da interventi chirurgici. La casa dove vivevano è semidistrutta dalle fiamme. L'autore del femminicidio è attualmente in carcere a Ragusa. Scoperta dalla Guardia di Finanza di Palermo una maxi evasione fiscale con sequestro da 28 milioni di euro per l'imprenditore dei trasporti Gambino. Le indagini avrebbero messo in luce un giro di fatture false per importi superiori ai 16 milioni di euro, omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, indebita compensazione e bancarotta fraudolenta. A Catania adesso una scena che ha dell'incredibile, tentano di testare, anzi lo fanno poi, una pistola in strada, una pistola con un silenziatore, sparando appunto colpi a vuoto. 4 gli arresti, la polizia sequestra anche armi e bossoli e la svolta arriva grazie alle indagini con la videosorveglianza e soprattutto grazie alla segnalazione di un residente. Il servizio. Si passavano la pistola di mano in mano, quasi fosse un gioco, un diversivo per trascorrere una serata diversa nel rione San Berillo Nuovo. La provano per testare la funzionalità anche del silenziatore, non sapevano però che le videocamere in quel frangente, era il 12 dicembre scorso, stavano filmando tutto. È bastata una segnalazione anonima di un residente di via Piemonte per metterli nei guai. Serate indagini della polizia hanno portato all'arresto di Salvatore Catania, Santo Roberto Ranno, Carmelo Tiralongo e Sebastian Rosario Spina. Nei loro confronti la squadra mobile ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari che ipotizza a vario titolo i reati di ricettazione, esplosione in luogo abitato, di colpi d'arma da fuoco e violazione della sorveglianza speciale. Nella strada, tra la vegetazione, vicino ad un muretto, gli agenti dei Falchi hanno rinvenuto una pistola semiautomatica con una matricola a brasa, con il caricatore priva di cartucce e con il silenziatore inserito. A pochi metri di distanza sono stati trovati anche diversi bossoli, oggetto ora di approfondimenti investigativi. Un 42enne è morto nella tarda serata di ieri in un incidente stradale avvenuto a Barcellona Pozzo di Gotto. Nel Messinese l'uomo era alla guida di una Vespa che per causa in corso di accertamento si è scontrata contro una Fiat Panda guidata da un 49enne che poi è risultato avere un tasso alcolemico superiore a quello consentito. L'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale. Sul caso indagano i carabinieri. E adesso ci spostiamo a Catania per parlare del boschetto, o meglio di quello che era il boschetto e poi è diventato un deserto. Il progetto di riforestazione voluto dal Comune di Catania fa i conti con la triste realtà. È andato per noi Tonino De Mana. Questa è una conifera, chiaramente è morta e come gran parte delle piante sono in sofferenza. Ecco quel che resta del progetto di riforestazione del boschetto della Playa, un tempo oasi per catanesi turisti, oggi declassato ad un'area semidesertica dove in parte la vegetazione incolta, anche qui, prende il sopravvento e lo fa anche ricoprendo le tante piante messe a dimora per rigenerare il boschetto. Dopo anni di abbandono, incendi ed eventi climatici estremi, il Comune di Catania l'8 marzo scorso aveva avviato il progetto, costo 461.000 euro, con il motto aiutiamoli a crescere. Oggi quel motto suona come una beffa. È normale che le piante, se non gli hai un supporto in condizioni di questo terreno sabbioso, le piante vanno in sofferenza immediatamente. L'unico verde che si vede anche alle sue spalle è la vegetazione incolta, che non manca mai. Sì, c'è dell'arundo, c'è del glicine, ci sono vari infestanti del rovo, dove paradossalmente in queste condizioni creano delle condizioni di ombra
che possono aiutare la pianta. Chiaramente andiamo a vedere una pianta al sole, in una condizione magari qua di suolo riportato, la pianta è andata subito in sofferenza ed è morta. Non le manda a dire Graziano Bonaccorsi? Vogliamo capire l'amministrazione cosa vuole fare, perché dopo che abbiamo speso 460.000 euro di fondi comunitari non possiamo immaginare di lasciare così le cose. Per esempio un caso eclatante dove si sta consumando una vera tragedia, mettiamola così, ecologica, è alla Spina Verde e Librino, cioè lì non troviamo macchie di leopardo, lì sono morte praticamente tutte. Quasi 6.000 specie arboree messe a dimora, più della metà morte o in sofferenza, e il caldo torrido della lunga estate siciliana potrebbe dare il colpo di grazia. A Catania, operazione sicurezza stradale lungo la circonvallazione, dove questa mattina sono stati installati altri 3 autovelox che verranno attivati a breve. Il servizio è di Emanuela Corsi. Operazione sicurezza a Catania sulla circonvallazione, dove sono stati installati altri 3 autovelox per ridurre la velocità degli automobilisti su una delle arterie più trafficate e a tratti pericolosa della città. Aspettiamo l'attivazione per completare piccoli dettagli quale la segnaletica e altre cose per poter poi iniziare le procedure per la verbalizzazione per i veicoli che oltrepassano i 50 km/h. I rilevatori di velocità si aggiungono agli altri 2 installati nei mesi scorsi. Posso dire che già con i primi 2 autovelox installati ho visto che la gente sta iniziando ad imparare che nella circonvallazione è più importante la sicurezza e non più la velocità. Assieme ai 5 autovelox che verranno attivati a breve, sono già attivi 3 semafori T-Red posti in prossimità di altrettanti attraversamenti pedonali per sanzionare gli automobilisti che non si fermano quando scatta il rosso o l'arancione. È giusto pensare alla sicurezza, soprattutto in questo tratto qui di fronte all'università. Gli autovelox aiutano, speriamo che la gente capisca che ci sono le strisce pedonali e le persone potrebbero essere in pericolo. Speriamo che non succedano più le cose che sono successe in passato, diciamo. Purtroppo, come vi mostriamo in questa ripresa all'altezza della cittadella universitaria, non manca chi si ostina a non rispettare il codice della strada e, incurante del rosso, di multe e sanzioni, continua la sua corsa mentre un pedone sta attraversando la strada. E adesso parliamo di un'impresa, perché Jan Roos è il primo uomo ad attraversare lo stretto di Messina su una fune larga appena 1,9 cm, tesa per oltre 3,5 km a 200 metri d'altezza. La traversata, denominata Messina Crossing, è partita dal pilone Santa Trada a Villa San Giovanni e si è conclusa dopo quasi 3 ore sul pilone Torrefaro a Capo Peloro a Messina. L'impresa di Jan Roos però non può essere inserita nel Guinness dei primati, perché l'atleta ha effettivamente superato il record del mondo di traversata, ma è caduto prima dell'arrivo, quando mancavano appena 80 metri al traguardo, per poi riprendere la prova e portandola a conclusione. Ma il regolamento prevede che il Guinness e l'impresa da Guinness sia compiuta con un percorso netto fino al termine. Comunque l'atleta ha già annunciato che ci riproverà nei prossimi giorni, allora in bocca al lupo a questo funambolo. E adesso la musica, uno stadio trasformato in una discoteca anni 90, il concerto di Max Pezzali ha riportato quasi 30.000 persone indietro nel tempo ed è stato uno spettacolo tutto da vivere e anche ovviamente da cantare. Francesco Triolo. Una macchina del tempo per tornare indietro agli anni 90, celebrandoli, riassaporando per un paio d'ore quell'atmosfera. Erano quasi il 30.000 alla festa di Max Pezzali allo stadio Franco Scogli ed in molti hanno perso la voce cantando sotto il palco e sugli spalti quelle canzoni con cui sono cresciuti. Una festa, un karaoke, anche di emozioni. Siamo al centro del mondo e con un Deca Max Pezzali accompagnato da una band in gran forma e da un gioco di schermi spettacolare
Ha regalato al pubblico tutti i suoi più grandi successi, emozionato anche lui quando ha ricordato di essere al suo primo tour negli stadi, a 56 anni. E quindi La regola dell'amico, Come mai, Una canzone d'amore, Hanno ucciso l'uomo ragno, Gli anni, Nord, Sud, Ovest, Est e poi il grazie mille rivolto ad una Messina, alla Sicilia, che anche stavolta ha risposto presente con il Prato del Franco Scoglio trasformato in una discoteca, anni 90 appunto. Sulle note di Max Pezzali noi ci fermiamo per una piccola pausa, poi ritorneremo per tutte le operazioni del calciomercato delle siciliane. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale, parliamo di calciomercato. Intanto il Palermo che viaggia verso la prossima stagione, ieri ha presentato le maglie, pensate, a New York, mentre la squadra prosegue il ritiro a Livigno. Sul mercato per il rosanero è fatta per l'attaccante Henry. Marco Bulla. Dalla presentazione del 9 maglia a New York al ritiro che si sta svolgendo a Livigno e poi il mercato che nelle prossime ore porterà in rosanero altri rinforzi. Il Palermo va avanti e corre verso la prossima stagione. Ieri nella Grande Mela, nello store del Manchester City, la presentazione del nuovo kit rosanero. In ritiro invece il tecnico Dionisi lavora sul telaio della sua squadra con i primi volti nuovi come il difensore polacco Patryk Peda. Il club più grande che ho vissuto qua in Italia è Palermo sicuramente, e poi avevo esperienza, come ho detto prima, in Serie B, allora so come il campionato è tosto, però come ho detto sono pronto, sono sicuro che facciamo bene, e ho anche esperienza, come hai detto, in nazionale. L'anno scorso ho fatto 3 presenze in nazionale maggiore, allora penso che è un'esperienza grande. Sono pronto, io sono pronto. E pronto lo è anche Thomas Henry, attaccante del Verona, ormai ad un passo dal rosanero. Documenti scambiati tra le due società, si attende solamente l'ufficialità fatta anche per Pierozzi e Nicolau. Entro la fine della settimana anche loro saranno ufficializzati. In Serie C invece in casa Catania è ufficiale l'acquisto di Luca Berna, dovrebbero arrivare presto anche le ufficializzazioni di Di Tacchio ed Andrea, acquisto anche del Trapani che ha preso il centrocampista Carraro dalla Feral Pisalò. Il servizio. Giornata di ufficializzazione in casa Catania, il club rossazzurro sta cercando di completare il più possibile la rosa in vista dell'avvio del ritiro precampionato ad Assisi tra 4 giorni. Il direttore sportivo Daniele Faggiano ha trascorso anche questa mattina al telefono e alla fine ha chiuso l'ufficializzazione di Luca Berna, il centrocampista che arriva a titolo definitivo dal Catanzaro con contratto biennale d'opzione per il terzo. Berna è il giocatore che nello scorso campionato di Serie B ha avuto il maggior numero di passaggi completati con il 93% di percentuale. Berna non dovrebbe essere l'unico sul quale il Catania ha ormai chiuso le tratte. Faggiano ha definito l'arrivo anche di un altro centrocampista, Francesco Di Tacchio, giocatore che lo scorso anno a Cesena è stato un punto di riferimento per Mimmo Toscano, e quindi anche Filippo D'Andrea, attaccante lo scorso anno al Cerignola. Sfuma invece l'ingaggio di Artistico acquistato dalla Lazio, girato alla Juve, sta in Serie B. Sul fronte cessioni, Marsura è vicino alla Ternana, Chirico piace al Vicenza. Un'ufficialità arriva anche dal Trapani, acquistato il centrocampista Federico Carraro, classe 92 dal 2019 alla Feral Pisalò, con cui ha collezionato più di 100 presenze. È solo una formalità invece l'acquisto dal Benevento in Ermin Karic, manca solo il passaggio delle visite. Tutto fermo in apparenza al Messina, dove si attende di conoscere ancora la sede e la data del ritiro. Nel frattempo il direttore sportivo Giuseppe Pavone sta lavorando sotto traccia per definire la rosa. Attualmente sotto contratto ci sono solo 5 giocatori. Questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ricordiamo che l'informazione su Antenna Sicilia però ritornerà questa sera alle 20. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.